Modest Mussorgsky, in quadri di un'esposizione, rese omaggio all'amico architetto Victor Hartmann, musicando alcune sue opere. Uno splendido esempio di musica a programma. Proviamo a narrare, iniziando con la promenade, ossia l'introduzione, che si ripeterà 4 volte nel passaggio immaginato da una sala all'altra. Uno gnomus, nel suo intento un fanciullo, piccolo e goffo, dopo aver corso con gambe storte, rallenta, sospettoso. Si ferma, guarda attorno, scruta attentamente le donne del villaggio. Sono occupate. Se si ferma, lo faranno lavorare. Preferibile tornare a giocare nel bosco, ascoltando cadere in gocce la rugiada. La madre lo vede, sa e sorride. Un vecchio castello medievale, invero un po' in rovina, ispira un canto nostalgico, un fiato accompagnato dal violino per la regina di fiori del giardino. Severe governanti accompagnano a giocare i bambini saltellanti come grilli. Bidlo è un carro polacco con ruote enormi, solitamente trainato da buoi miti ed invisibili sulla terra a mezza estate, arsa dal sole cocente. Pulcini rotolano nel loro guscio, zampettano, picchettano con il becco aguzzo e dal pertugio aperto scoprono la bellezza del loro piccolo mondo. 2 petulanti ebrei polacchi, uno grande e ricco, l'altro povero, disputano senza ascoltarsi, nel mentre i tasti bianco e neri del pianoforte, percossi, si trasformano in paesaggi. Una donna sinuosa ascolta canti interiori che l'avvolgono in fasciami danzanti, estendendosi a tutta la città. Le note, incanalate in armonie, salgono uscendo dalle severe catacombe, dai sepolcri millenari di segreti umani, con parole e sillabe celate nell'eternità. Solo la strega Baba Yaga, nella sua capanna strampalata, riesce a distillare melodie popolari capaci di scaldare il cuore delle nature morte. E dai ghiacci dell'Artico, per qualche sortilegio, s'alzerà un nuovo sole, magari rettangolare, certo imprevedibile.